Chiudiamo con i motori, doppia festa per Paolo Andreucci e Anna Andreussi al rally del Friuli Venezia Giulia Alpi Orientali. L'equipaggio Peugeot Italia, oltre a conquistare la gara friulana, trionfa nel tricolore rally. Come avvenne nel 2013, il rally del Friuli Venezia Giulia Alpi Orientali e la città di Cividale hanno assegnato il titolo di campione italiano rally, andato questa volta l'equipaggio ufficiale Peugeot con Paolo Andreucci navigato dalla friulana Anna Andreussi. Con il successo nel tricolore conquistato in Friuli venerdì 28 e sabato 29 agosto, il pilota toscano porta a 9 i titoli assoluti conquistati in carriera. Andreucci e Andreussi, con una gara tatticamente perfetta, firmano per la quarta volta la vittoria assoluta in terra friulana. Secondo posto per il bergamasco Alessandro Perico in coppia con Turati sulla Peugeot 208 T16. Il trevigiano Giandomenico Basso, affiancato da Lorenzo Granai con la Ford Fiesta R5 alimentata al GPL, chiude al terzo posto una gara sfortunata che rispecchia l'andamento in campionato. Quarti assoluti e primi della Mitropa Cup i tedeschi Kössler Hoffmann con una Subaru Impresa STI Gruppo R. Completano la top 5 Luca Rossetti e Matteo Chiarcossi sulla Renault Clio R3T. I pordenonesi, ex campioni europei, concludono davanti a tutti tra le due ruote motrici e nel tricolore produzione, conquistando anche il trofeo Renault Clio. Spettacolare sfida nel trofeo rally nazionali di zona con Claudio De Cecco al volante della Skoda Fabia Super 2000, che ha preceduto di un solo secondo il carnico Nicola Cescutti con Simone Crosilla sulla Ford Fiesta R5, terzi Righetti e Scamperle. Per l'Alpi Orientali Historic, valido per il campionato europeo ed italiano rally storici, la vittoria assoluta è andata al siciliano Domenico Guagliardo, che conquista il trofeo croato con la Porsche 911, assegnato al suo navigatore Rossini il trofeo Mannucci dedicato al compianto navigatore. Secondo posto per l'ex pilota di Formula 1, il francese Eric Comar, a bordo della Lancia Stratos affiancato da Fabrizia Pons, esperta navigatrice con un passato nel mondiale rally. Terzi i veneti Paolo Baggio e Flavio Zanella sulla Lancia Rally 037, quarto posto per la coppia friulana Pasutti Campace su Porsche. Grande prova del cividalese Rino Muradore con Enrico Cherchi alle note, al quinto posto con la piccola Ford Escort 1600. La gara organizzata dalla scuderia friuliaco del presidente Giorgio Croce ha fatto registrare una notevole presenza di pubblico, che ha apprezzato le novità 2015 del percorso che si snoda tra le valli del Torre e del Natisone, con 12 comuni attraversati dal rally del Friuli Venezia Giulia Alpi Orientali, con un passaggio a Udine per la prova spettacolo in piazza Primo Maggio.